Tracciato il report dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV dell'ambito territoriale di Agrigento, sulle iscrizioni online alle classi prime delle scuole statali di secondo grado registrate per il prossimo anno 2025-2026 in provincia. Ad Agrigento e provincia i giovani hanno preferito i licei, scelti da oltre il 63%, bene anche i tecnici e i professionali. Preferenza per l'indirizzo alberghiero e informatico. Nella provincia di Agrigento sono 3.334 le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, le superiori. Per l'anno scolastico 25-26 erano stati 3.264 lo scorso anno. Di questi 2.116, pari al 63,5%, hanno scelto di proseguire il loro ciclo di studi in un liceo. Un dato sensibile, in crescita rispetto all'anno scolastico scorso, in cui gli iscritti ai licei erano stati 1.903, pari al 58,3%. In 1.092 sono stati 1.011 l'anno scorso, pari al 32,8%, hanno preferito i licei scientifici. Questo quanto emerso dallo studio elaborato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Seguono quindi i licei delle scienze umane con 391 iscritti, compresa l'opzione economico-sociale, con un leggero aumento rispetto allo scorso anno di quasi il 2%. Sono 352 coloro che hanno preferito il liceo classico, 179 hanno optato per il liceo linguistico, 63 per l'artistico, 38 per la sezione musicale del liceo coreutico. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, le iscrizioni diminuiscono da 900 a 793, circa il 4% in meno, e nei professionali da 461 a 425, pari all'1,4% in meno. Nel biennio degli istituti tecnici si registra una preferenza per l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing, sono 229, informatica e telecomunicazioni 205, chimica, materiali e biotecnologie 99. Tra gli istituti professionali nella provincia di Agrigento si conferma il dato siciliano di una preferenza per l'indirizzo alberghiero 150. Si sono iscritti al primo anno delle scuole secondarie di primo grado, le medie 3.276 alunne e alunni, erano state 3.325 lo scorso anno. Il 94%, 3.081, ha scelto il tempo ordinario pari a 30 ore. Alla scuola primaria si sono registrate invece 3.049 iscrizioni, erano 3.089 nell'anno precedente, di cui 2.100 hanno optato per le 27 ore settimanali, pari al 68,9%.